Buongiorno a tutti, benvenuti nella chiesa di Udine. È bello stare qui insieme per lodare il Signore, è bello chiedere la sua benedizione questa mattina. Vogliamo lodarlo, vogliamo adorarlo e siamo qui proprio per questo motivo, affinché il suo nome possa veramente essere questa mattina, e non solo questa mattina ma sempre nella nostra vita, innalzato. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Questo versetto lo troviamo nel Salmo 34 ed è il versetto 3, e con questo versetto vogliamo proprio celebrare il Signore e lo vogliamo fare con un canto che dice così: quando sorge il sole offro a te la lode, che sale in cielo per raggiungerti e lodare il nome tuo. Questo è il canto che vi invito a cantare insieme a noi, anche voi che siete a casa, il suo nome, per innalzare proprio il suo nome. Questo è il motivo che siamo qui stamattina, e lo vogliamo fare con le nostre voci, lo vogliamo fare con i nostri cuori. Cantiamo insieme il tuo nome, 131 della raccolta. Benedetto il tuo nome, Signore. Ti adoriamo questa mattina, celebriamo il tuo nome perché tu sei glorioso, Signore, tu sei eterno, sei il Dio vivente e vero, colui che si è rivelato nelle scritture, colui che si è rivelato nel Signore Gesù. Grazie, Padre, perché regni nei nostri cuori e vivi attraverso lo Spirito tuo Santo che ci hai donato quel giorno che sei entrato nella nostra vita, quando ci hai chiamati per nome e ci hai salvati. Benedetto il tuo nome, Signore. Amen. Volevo condividere con voi alcuni versetti del profeta Isaia nel capitolo 61, i primi 3 versetti. Lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Questo passo del profeta proclama la salvezza in Cristo. Molti secoli prima della sua venuta Gesù stesso
lesse questo brano nella sinagoga a Nazareth, chiuse il libro, disse: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Luca 4, 21. C'è una buona notizia anche per te che stai ascoltando. Il Signore Gesù ti offre la salvezza. Egli vuole fasciare le tue ferite, il tuo cuore, vuole darti la libertà. Aprigli il tuo cuore e ricevi la sua grazia. Che bello fu quel giorno nel lontano 1980 che il Signore entrò nel mio cuore, perdonando il mio peccato, trasformando la mia vita, e per essere un servitore fedele in attesa del suo ritorno. Ringrazio il Signore per quel giorno, ringrazio il Signore che mi ha cambiato. C'è ancora molto lavoro da fare nelle nostre vite, nella mia vita, nelle vite di tutti quanti, ma il Signore è sempre accanto a noi in ogni momento. Abbiamo letto cosa diceva il profeta Isaia: io sono venuto per fasciare, per liberare. Eravamo schiavi, tutti quanti noi, del nostro peccato, ma non lo sapevamo. Ci credevamo delle persone giuste perché non facevamo bene o male nulla di male, però quando il Signore ci ha mostrato chi eravamo veramente, quella volta abbiamo gioito, eravamo felici di conoscere il Signore Gesù proprio personalmente nel nostro cuore. Grazie Signore Gesù per questo. È così bello amare te, dice questo canto, solo tu non cambi mai, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Gesù, dolce musica, 45 della raccolta. Cantiamo questo canto che possa veramente il nostro cuore gioire ed essere veramente una musica dolce nel nostro cuore, il Signore Gesù che ci ama e che ci ha salvati. Cantiamolo insieme. Ben presto tornerai, diceva questo canto, la tua chiesa rapirai. Il Signore ritornerà, il Signore Gesù lo ha promesso, il Signore Gesù adempie sempre le sue promesse, lo ha fatto e lo farà sempre. Che gran festa allora sarà, sempre insieme per l'eternità.
possiamo rallegrarci, come dice sempre il brano che abbiamo letto di Isaia, al versetto 10, io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza. Ognuno di noi è stato rivestito di queste vesti che Gesù ha fatto nella nostra vita. Le vesti bianche, le vesti pulite, il peccato lavato, come abbiamo letto, è solo per la sua grazia, è solo perché ha voluto su quella croce pagare al nostro posto. E ancora versetto 11, sì, come la terra produce la sua vegetazione e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. Siamo invitati dal Signore a rallegrarci per la salvezza provveduta dal Signore Gesù, per tutti quelli che credono e riconoscono la propria colpa e accettano questo dono di grazia. Oggi è ancora tempo di grazia. Il Signore ti invita anche a te stamattina ad essere il tuo Salvatore, il tuo Signore, il tuo Liberatore. Chiedigli di entrare nel tuo cuore se non l'hai ancora fatto e affidagli la tua vita. Come dice questo canto, io ti dono il mio cuore, 112. Cantiamolo insieme e poi ognuno di noi rivolga a Dio invocando il suo nome attraverso preghiere personali, ringraziamenti, lode, adorazione attraverso la preghiera. Prego, cantiamo insieme questo canto. Cammini, mio Signore. Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Signore, questa mattina ti adoriamo perché abbiamo trovato in te un luogo, un rifugio, un incontro, Signore. Grazie, Signore, perché abbiamo preso coscienza dell'opera che hai fatto per l'umanità, quella di mandare tuo Figlio a morire per noi, e oggi nel suo perdono, Signore, noi rientriamo davanti alla tua presenza, davanti al Santo di Dio, e possiamo dire abbiamo trovato un luogo, un posto, una persona dove stare. Questa mattina ti adoriamo con questa consapevolezza, nel nome di Gesù. Amen. Tu sia benedetto, Signore, perché anch'io ti ho trovato un giorno, e anche se non ti ho conosciuto di persona come quelle persone che camminavano per le vie della Galilea e della Giudea, ho sentito il tuo spirito che mi chiamava. Fai sentire il tuo spirito, Signore, che chiama anche altri ancora, anche se sono passati 2000 anni da quel giorno, anche se sono passati 40 anni dal giorno in cui hai chiamato me, Signore. Ti prego, Signore, fai sentire il tuo spirito ancora in questa città, in questa nostra Italia, Signore, nel mondo.
Chiama ancora, Signore. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Signore, noi vogliamo lodarti, Signore, ti vogliamo innalzare, Signore, quest'oggi per tutto quello che tu fai per noi, per quello che fai per il mondo, per ogni cosa che gestisci, Signore, in ogni cosa c'è la tua mano, Signore. Noi ti vogliamo lodare, Signore, perché tu ci hai dato la vita eterna, ci hai dato la salvezza, Signore. Ti vogliamo lodare, Signore, perché tu sei il Dio dei Dio, tu sei l'unico Dio. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu sei sempre presente, Signore, perché ci stai vicino, perché ci accudisci, ci accompagni, Signore, anche quando noi non ce ne accorgiamo, tu sei lì, Signore. Tu ci porti sempre dove è la tua volontà, Signore. Ce lo insegni con le buone e con le cattive, ma quello va bene, Signore, perché dobbiamo imparare, siamo di collo duro, Signore, come ha detto anche Israele, Signore. E, Signore, noi ti vogliamo lodare perché non ti arrendi, Signore, ma hai una grande pazienza, non ci lasci a noi stessi, Signore, ci sproni in continuazione a fare cose nuove, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare e ti vogliamo chiedere di essere ancora più spronati, Signore, per poter fare la tua volontà, per avere davanti a noi il tuo piano, Signore, di percorrere la strada che tu ci hai messo davanti, Signore, per arrivare alla vita eterna, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare, vogliamo innalzarti, vogliamo lodarti per tutte queste cose, Signore, che sembrano così scontate, ma sono molto molto importanti, Signore. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Da Giovanni 17. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e che lui che hai mandato Gesù Cristo. E dal versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Signore, voglio ringraziarti per le tue promesse speciali, Signore, per la parola di Gesù Cristo che abbiamo letto di ben 2000 anni fa, ma che ancora ci dà, ovviamente, speranza e gloria e gioia per la tua gloria eterna, Signore, per ciò che tu hai preparato. Grazie perché queste parole non verranno meno, qualsiasi cosa verrà meno. Splendido. Splendido, ecco, cantiamolo insieme. Indescrivibile. Indescrivibile questo canto. E dopo questo canto do la parola a Vittorio per il messaggio che il Signore gli ha messo in cuore. Cantiamolo insieme. Tre argomenti per oggi da sviluppare, vedremo se riuscirò ad essere efficace. Il primo argomento, la concordia, la porta della pace. Ecco che va in onda anche la parte filmata che ci ricorda il primo titolo. E poi voglio fare a molti di voi complimenti, perché sei nel libro della vita. Il terzo argomento che svilupperemo è la generosità, fa crescere e restituisce attraverso Dio. È così che affrontiamo l'ultima parte della lettera ai Filippesi, scritta dall'Apostolo Paolo. E qualche commentatore dice tra il 54 e il 55 d.C.,
naturalmente dopo Cristo, e qualche commentatore invece riferisce tra il 61 e il 63. Questa lettera alla chiesa di Filippi, nella Macedonia. La Macedonia è una regione al nord della Grecia, una colonia romana importante. Roma teneva molto a Filippi, fondata da Filippo II di Macedonia molti secoli prima, e una lettera indirizzata a una comunità piuttosto vasta. Non erano 4 anime, perché lo scopriremo leggendo nel testo. Prima di iniziare questa lettura e questa riflessione vorrei concentrarmi in preghiera. Signore che sei nei cieli, ogni parola che sarà detta alla tua lode, e io ti prego perché ci sia lucidità nel racconto, chiarezza espositiva, che tu, Signore, possa guidare questo momento, perché soltanto tu puoi guidare questo momento, che questo è un momento di riflessione, non è intellettuale, è un momento spirituale, che possa guidarlo tu, Signore. Benedici ognuno di noi, perché nel momento in cui siamo di fronte alla tua parola siamo tutti, anche coloro che parlano, in ascolto, e noi vogliamo ascoltare la tua parola, Signore. Tua parola che è ineffabile come te, Signore. Ti lodiamo e ti benediciamo e ti chiediamo il tuo aiuto nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Dunque, una lettera inviata a tutti i santi, che significa a tutti i credenti, perché santo sta per credente. Con i vescovi, i diaconi, osserviamo la pluralità, facendo un po' un riassunto dei primi 3 capitoli che abbiamo già affrontato insieme nelle altre domeniche. Una lettera di ringraziamento a Dio per l'opera buona che è cominciata, con la consapevolezza che quest'opera buona che è cominciata andrà a termine, perché il Signore non lascia mai le cose sospese. E abbiamo trovato in questi capitoli che l'Apostolo dice io prego per voi, ed è bellissimo questo, perché molte volte noi siamo abituati a pregare per noi stessi e per i nostri bisogni, ma l'Apostolo qui dice io prego per voi, io da lontano prego per voi. Probabilmente era a Roma, forse a Efeso, in carcere, non abbiamo neanche qui certezze, ma non importa. Quello che importa è che l'Apostolo si sente fortemente legato a questa comunità di Filippi, che lui stesso ha fondato, tra parentesi, che ha fondato il Signore Dio attraverso lo strumento Paolo di Tarso. Prego per voi, dicevo. E poi abbiamo letto ancora che l'amore abbondi, cioè non accontentatevi di amarvi un poco, che l'amore abbondi. E prego per voi implica anche che c'è questa preghiera specifica, e qualche volta si dice in modo generico sì, Signore, tu sia lodato, tu sia benedetto, è corretto, però in questo caso c'è una preghiera specifica di Paolo per i Filippesi, perché l'amore abbondi, e che facciate e che portiate frutti di giustizia, come se fosse un albero che porta i frutti della sua stagione. E Paolo dice ancora nelle pagine precedenti a questo capitolo numero 4 che la prigionia è stata dura, ma è stata di testimonianza. E dice anche una cosa che non ci aspetteremmo forse. Lui dice che morire è quasi un guadagno, perché vado con il Signore, però io voglio ancora vivere, perché voglio portare ancora frutto e voglio ancora essere di testimonianza per voi. Ma mi colpisce questo morire, che non è un dramma. Morire è sempre un dramma nella vita di ogni giorno, però lui afferma con una grande forza di fede che non ha paura neanche della morte, perché sa che c'è Cristo.
E poi abbiamo letto, vi ricordate, comportatevi in modo degno del Vangelo. È importante che noi tutti, non soltanto i filippesi, si comportino in modo degno del Vangelo. Abbiate lo stesso sentimento che in Gesù. E poi quella affermazione che per noi è diventata anche un canto: siate irreprensibili e limpidi, figli di Dio e senza macchia, in una generazione che non funziona, storta e perversa, in una generazione che non funziona. Poi abbiamo letto che lui presenta Timoteo ed Epafrodito, o Epafrodito che dir si voglia, e presenta la loro degnità, il loro essere degni del servizio, un servizio accreditato da lui. E poi quello che abbiamo ripetuto anche questa mattina con Gianni, che ha introdotto questo nostro incontro di culto: rallegratevi. E abbiamo detto, vi ricordate, che l'allegria non deve essere una vuota contentezza, ma il rallegrarsi riferito al discorso di Paolo è un essere consapevoli che la pace, la shalom che dà Dio è una pace definitiva. Il fondamento è la fede, abbiamo anche detto, non la circoncisione. Stiamo parlando di un contesto in cui alcuni cristiani ancora ritenevano che fosse necessario circoncidersi per essere ancora rigorosi nei confronti della legge mosaica, e Paolo dice no, la legge mosaica è andata oltre, non è cancellata. Il Signore Gesù ha detto che neanche una iota viene cancellata, ma il fondamento rituale è modificato. Essere imitatori di Paolo è un'altra cosa che abbiamo letto. Cari signori filippesi, siete miei imitatori, perché noi possiamo avere anche dalle persone un esempio. Ci sono delle persone, anche nella nostra regione, in Italia, che sono e che possono essere per noi esempio di comportamento cristiano. E quindi ecco che imitatori di Dio, Gesù Cristo, ma anche imitatori di uomini come Paolo. E leggeremo il capitolo numero 4, dove troveremo queste 3 indicazioni sulle quali ritorno. La concordia è la porta della pace. E complimenti a tutti noi che siamo nel libro della vita, non per merito nostro, ma per merito di Gesù Cristo. La generosità che fa crescere con Dio che restituisce. Troveremo anche questo. Ma vediamo che cosa dice il capitolo 4. Vi anticipo che c'è un'esortazione forte alla concordia, a rallegrarsi ancora una volta, a non avere angustie, a credere nel risultato della pace e a udire come presupposto del fare. Non basta udire, ma bisogna anche fare. E troveremo ancora che Paolo loda i filippesi perché sono stati generosi nei suoi confronti. I doni fanno crescere, la restituzione viene da Dio. E il saluto amoroso della conclusione del capitolo e della lettera ci accompagnerà anche per la conclusione del nostro stare insieme in questo momento. Vado al capitolo 4 dunque. Perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi del Signore, o diletti. Esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi del Signore. Sì, prego pure te, mio fratello collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti.
e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a crescere, saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa che mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli, perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato, e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. E mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, specialmente quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Questa è la parola. Dunque, state saldi. È vero che la concordia è la porta della pace, ma bisogna essere saldi. La concordia è l'unità, è la consapevolezza che bisogna rimanere insieme nelle diversità delle sensibilità. Non è un compromesso. La concordia non è un compromesso, non è rinuncia ipocrita alle proprie idee e non è nemmeno una sottomissione acritica, è una sottomissione amorosa, è un rilancio delle opportunità di altri, il rifiuto dell'orgoglio personale, dell'intransigenza. No, io non mollo, è un perdono. È una sorta di porgere l'altra guancia. Questa volta, a mio avviso, è sbagliato, però ti offro un'altra opportunità. E non dico, con te ho chiuso, me ne vado, con un atteggiamento giovanile, come quando eravamo ragazzini, a chi non è successo di giocare a pallone, magari in un campo, e uno di noi si è sentito turbato perché le regole non venivano rispettate. Sapete cosa ha fatto? Ha preso il pallone e è andato via. Non si prende il pallone per andare via, a meno che non si sia estremamente giovani, e allora è perdonabile anche questo. La concordia significa trovare sempre un accordo, significa avere la consapevolezza che siamo in un contesto in cui siamo in mezzo agli altri. Qualche volta questa superbia nasconde l'insicurezza. Ho chiuso perché non so o non posso impormi. La concordia disalimenta l'io e fa crescere il noi. È
E questo succede anche nel matrimonio, come ci hanno ricordato i coniugi Silent, vi ricordate? Che ci hanno detto che la prima chiesa è la nostra famiglia, e nella famiglia, perché ci sia la concordia, deve emergere la cultura del noi, non dell'io. Non stupisca questo confronto, quindi la nostra chiesa è una famiglia e la concordia, ripeto, non è un compromesso, è un riconoscimento reciproco, è la porta della pace. C'è un artista che non sto a nominare perché andiamo fuori discorso, che ha creato una grande opera d'arte che ha intitolato proprio così, La porta della pace. Lui vuole riconoscere le altre culture e vuole mettere in evidenza con quest'opera quanto sia importante che nel mondo ci siano tante culture, tante civiltà. Però bisogna anche seguire la regola del siate saldi nei fondamenti, siate duttili, non intransigenti, ma siate saldi, concordate nella saldezza. Esempio che magari ci rimanda a una scottante attualità, ve lo leggo da 1 Corinzi 6,9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio, a meno che non si pentano. E tutti costoro, se si pentono, ereditano il regno di Dio per il sangue di Cristo. Quindi, se siamo stati qualcuna di queste cose, non siamo perdonati se accettiamo il perdono che viene solo da Gesù Cristo, non dal condono che fa lo Stato, ma da Gesù Cristo. Però stavamo parlando di concordia. La concordia significa non fare compromessi su questi principi. Allora tu mi fai violenza, sei un assolutista, potremmo dire. Ma non c'è niente da fare né da dire. Se sei adultero, se sei idolatra, se sei omosessuale, la parola dice cambia strada, perché se no non erediterai il regno di Dio. E in questo senso la concordia non fa compromessi, nel senso che si deve essere fedeli alla parola e indagare qual è il confine tra la concordia e il compromesso per lustrare il territorio della fede, per rimanere saldi, però in concordia. E Vodia e Sitiche, del verso 2, forse avevano litigato. Il testo non lo dice specificamente. Un commentatore, Ralph Martin, chi vuole il libro glielo posso prestare fin dai prossimi giorni. Ecco la concordia. Noi non abbiamo mai finito di imparare. Ecco perché dico, chi vuole il libro, io lo metto a disposizione. Ho letto queste 243 pagine, vi assicuro che non c'è niente di difficilissimo, potete leggerlo e condividere questo che ho letto io, è Ralph Martin che parla di queste Evodie Sitiche che potrebbero avere litigato. Ecco la concordia. Tu non sei colpevole se non mi chiederai il libro. Hai diritto di fare anche altre letture. Se vuoi condividere con me, io posso condividere con te questo libro che ritengo prezioso. Perché tanto è come scavare nel mare parlare di Dio. Non raggiungi mai il risultato,
C'era Agostino da Ipona che un giorno, il celebre Agostino, il celebre teologo, che a un certo punto guarda un bambino che sta bucando la sabbia con una piccola paletta, come potrebbero fare in una stagione estiva i nostri bambini, e dice: il mare non sarà mai contenuto tutto in quel buco, e così anche la nostra conoscenza non sarà mai contenuta tutta, non abbiamo mai finito di imparare. Concordia nel rispetto delle reciproche fasi della nostra crescita. C'è chi vuole leggere una pubblicazione, c'è chi ne vuole leggere un'altra. La pluralità delle informazioni dà una ricchezza, ma la pluralità deve avere una base biblica. Ed ecco che le due donne, Evodia e Sintiche, ce l'hanno. Però non sono concordi in questo momento. Paolo lo sa. E allora dice: siate concordi, non litigate. Siete donne preziose. Ma cosa vi siete sognate di discutere? Chissà che piccolezza aveva creato una frizione tra Sintiche e Evodia. State attente, non offendetevi. Ognuno ha le sue criticità. Non siate rigide. Cercate di essere concordi, cum corde, di avere lo stesso cuore. E, tra parentesi, anche se non è scritto, stimate gli altri più di voi stessi, perché questa è una buona regola per essere concordi. Guarda che quasi quasi lui sta dicendo una cosa che è molto più preziosa di quello che sto pensando io, che magari sto pensando bene. Quindi siate concordi, stimate gli altri, ma sappiate una cosa, che voi dovete essere concordi, stimate gli altri più di voi stessi, essere bravi, perché siete nel libro della vita. Mica poco. Luca 10, 20. Andiamo a leggere questo brevissimo passaggio dal Vangelo di Luca, capitolo 10, il versetto è il numero 20. Eccolo qui. Ci sono. Quasi. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi. Più volte hai detto oggi rallegratevi, vero Gianni? Perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Dei nomi scritti nei cieli, mica poco. E allora ecco che essere nel libro della vita è la certezza che ci dà un'altra informazione, che il Signore è vicino. E allora rallegratevi per questo, e avete letto, la vostra mansuetudine sia nota. Come dire che c'è qualcuno che frequenta la chiesa di Filippi anche senza essere un credente rinnovato da Cristo, e dice: questi qui non litigano mai, ma sono veramente bravi, contrariamente a certi ambienti fuori nel mondo in cui litigano sempre. Vi è capitato di vivere in ambienti di lavoro in cui si dice: ma questi qui litigano sempre? Invece l'Apostolo Paolo dice: fate che si dica di voi, questi qui non litigano mai. Hanno anche delle visioni un po' diverse, non sono fatti in fotocopia l'uno con l'altro, ma sono concordi, non sono sempre pronti a litigare. Mio padre, una delle cose sagge che diceva, quando voleva mettere in evidenza certe criticità, diceva: si sono messi d'accordo per non andare d'accordo. Guardate che è vero,
ci sono delle situazioni in cui le persone, negli ambienti lavorativi, succede dovunque, sembra che si siano messi d'accordo per non andare d'accordo. Invece noi non dobbiamo essere così, perché noi dobbiamo essere mansueti, dobbiamo mai angustiarci, mai amareggiarci, mai arrabbiarci. Può succedere? Certo che succede, è più facile dirlo che non applicarlo, però se succede dobbiamo retrocedere subito sulle posizioni precedenti, perché noi siamo nel libro della vita e possiamo chiedere tutti i nostri bisogni a Dio, richiedendolo in preghiera e anche ringraziando, perché chi è nel libro della vita è ascoltato e anche il dovere di ringraziare quando l'ascolto è avvenuto. Chi è nel libro può pregare, può rivolgere suppliche, ringraziamenti. Cosa ne consegue? Che la pace di Dio custodisce. Una pace che sorpassa ogni attesa. Vi voglio leggere un altro passaggio dal Salmo 145. I versetti sono tra il 14 e il 20. Salmo 145, versetti tra 14 e 20. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie, è benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono. Ode il loro grido li salva. Il Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. Le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, virtuose, degne di lode, sono doverose e sono promesse già scritte nei libri che appartengono a un periodo storico molto precedente a quello di Paolo, perché i Salmi furono scritti appunto 900 anni prima di Cristo, quindi oltre 950 anni prima di questa lettera. Ma diciamo che un'altra cosa, la generosità fa crescere. Ho ricevuto, dice Paolo ai Filippesi, grazie. Non è tanto una questione di bisogni, perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Anche questa è una forte dichiarazione di fede. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non vuol dire che io posso andare nel sole a 40 gradi e dire tanto il Signore mi fortifica. Vuol dire che spiritualmente io posso veramente molto e devo essere consapevole che il mio nome è scritto, che la mia cittadinanza è nei cieli e che posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Al di là di ogni ansia, di ogni consapevolezza, colui che mi fortifica mi dà la possibilità di dire anche non cerco doni. L'Apostolo dice, non cerco doni. Voi avete fatto bene a donare però, perché donare vi ha fatto crescere, pensate un po'. Io sono contento di aver ricevuto il dono, cioè una specie di capovolgimento di tutte le logiche. Qualche volta la parola di Dio è un capovolgimento di tutte le logiche. Io non sono contento perché ho ricevuto un dono, ma sono contento perché attraverso quel dono che ho ricevuto voi vi siete fortificati, voi siete cresciuti, siete in comunione, siete in koinonia con me. Trovavo lo stesso commentatore Martin che parla proprio di koinonia. Andiamo a vedere Atti 4, versetti 34 e 37. Lo andiamo a vedere perché a qualcuno di voi potrebbe essere sfuggito
se non avete frequentato l'ultimo incontro di koinonia del venerdì. Atti 4, 34, 37. Guardate un po' che cosa succede nella Chiesa primitiva. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano e portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette nel consegno ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. È un appello alla generosità. Naturalmente noi non dobbiamo prendere assolutamente alla lettera. A nessuno di noi mi pare che è stato chiesto di vendere tutto ciò che ha e di deporre ai piedi degli apostoli, che non ci sono più, perché noi non siamo apostoli, siamo dei discepoli di Dio. Ma certamente la generosità rimane uno dei punti di riferimento della Chiesa e con esso l'urgenza di supportare coloro che fanno questo lavoro a tempo pieno. La nostra generosità ci permetterà di continuare a supportare Maria Luisa Cini, Perugia. Anni di lavoro in una radio che testimonia la verità nell'Umbria. A Claudio Pignatelli, anni di lavoro per testimoniare in tutto il mondo la potenza di Cristo. A Libei, decenni di lavoro per raccontare dal punto di vista ideologico e degli studi che cosa significa il cristianesimo. A Giorgio De Angelis, un prezioso lavoro prima all'Aquila, oggi in Piemonte. A Mario Pozzobon, testimoni di Gesù Cristo nel Lazio. A porte aperte, se vogliamo. Un organismo che si preoccupa di salvaguardare i cristiani perseguitati nel mondo. A Compassion, un organismo che pensa ai bambini e alla loro possibilità di crescita personale e anche nella conoscenza di Dio. Il dono dunque è un profumo di odore soave. Lo abbiamo letto. Un profumo di odore soave. Sono ricolmi di beni. Avendo ricevuto da Epafrodito, rileggo quello che mi avete mandato, e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Un passaggio questo che ci ricorda Esodo, al capitolo 29 e al versetto numero 12. Andiamo a cercare Esodo, secondo libro della Bibbia, al capitolo 29 e al versetto numero 18 troviamo scritto questo stesso ragionamento. Farai fumare tutto il montone sull'altare, ordina il Signore. È un olocausto al Signore. È un sacrificio di odore soave, fatto mediante il fuoco al Signore. A Dio sia la gloria allora per la generosità degli uomini che vogliono essere generosi con Dio. A Dio sia la gloria. La lettera si conclude con questi saluti che non sono formali, come si era aperta. Carissimi, qualche volta noi ci diciamo anche, no? Carissimi. È un modo anche di dire un po' abitudinario, un po' formale. Invece quando l'Apostolo Paolo dice carissimi, sta dicendo: ma voi siete veramente cari per me, siete veramente la corona mia, preziosa. E nello stesso modo c'è la conclusione. A Dio sia la gloria, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Salutatevi tutti per nome, e ci sono tutti i nomi
di coloro che fanno parte di questa comunità, che è una comunità vasta, come dicevamo, perché se leggiamo le prime righe della lettera in questione, del capitolo 1, comprendiamo, vi ricordate? Paolo, Timoteo, servi di Cristo, a tutti i santi, a tutti, quindi non sono veramente 2 o 3, con i vescovi, con i diaconi, una comunità che sembra essere abbastanza numerosa, però nonostante questo c'è un saluto nominale a alcuni di questi filippesi che Paolo ritiene di chiamare proprio per nome, nella consapevolezza che comunque tutti sono chiamati per nome da Gesù. E allora io per oggi vi saluto così, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Amen.
Salutiamo quelli che ci hanno ascoltato a casa, grazie per la vostra presenza, anche se non fisica qui, siamo sempre a disposizione, siamo lieti di accogliervi se volete venire a trovarci, e quindi volevo chiudere la diretta con un versetto che voglio condividere con tutti voi. E il versetto lo leggiamo al Salmo 34 ed è il versetto 8. È un invito del Signore per ognuno di noi a provare la sua bontà. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. E con questo versetto vi salutiamo e vi diamo il benvenuto. Dio vi benedica.